Bene, siamo qua con Enea Pasquale, Sandrigo Valdagno 2-2, una partita tirata. Cosa pensi tu di questa partita, di questo risultato? Allora, innanzitutto volevo fare un in bocca al lupo a Leo, che è il ragazzo che ci fa le telecronache insieme a te, e che si è fatto male giocando e ci teniamo, anzi tutta la squadra, a fargli un in bocca al lupo per pronta guarigione. Poi la partita è stata dura, fisica, però il pareggio va bene. Il primo tempo era nostro, ma il secondo tempo non l'abbiamo giocato come il primo, quindi un pareggio va bene per fiducia, classifica e un po' tutto. Sì, infatti, come dicevo con Pietro prima, nel primo tempo un Valdagno che ha iniziato una buona partita, un buon ritmo, un buon possesso palla e stava dettando le regole. Dopo, tra il primo e il secondo tempo, si è rovesciato il tutto e un Valdagno che subiva di più questo Sandrigo. Diciamo che però anche un pareggio, un punto in classifica adesso va molto bene. Sì, un punto adesso è fondamentale perché non manca molto, siamo in tanti lì a fare play-out, play-off e salvezza diretta, quindi un punto dà veramente aria.